Arbeschende a oggi in un'impostata in località de Lodi, in Sartu de Vonne, hanno morto a Salvatore Nolis, un allevadore de 48 anni. Fitrabicando un cammino agrario che in su fuori strada, quando a poco tretto de su cubile suo, l'hanno sparato a fusiladas. Sono stati sor familiares a dare allarme a pistichinzaos ca Salvatore, piore de sa vesta de Santo Iubanne, non figalo requiu. A solo così un arribao sos carabinieri de su nucleo investigativo de su comando provinciale de sa compagnia de Nugoro, diretta da su maggiore Alessio Falzone, sor militare de stazione de Savidda, che hanno avviato direttus as indagines e pro comprendere tebba capitau. Sos carabineris hanno avatto sul rilievo so proare canto prus indizios possibile per scoperre chi ha morto a Salvatore Nolis. Atteras informaziones hanno esire a campo da esanotomia che hanno facere canto prima in si spidale de Nugoro. S'ingrar a protesta promovia da coldiretti de agricoltores e pastores, aguti per aur da su prezzo desulate da esa sicagna, sa politica sarda pediti de vacche scarchicosa impresse pro evitare che sa burocrazia va a dannos pro grave spuru e in sa chistione interveniti la base. S'operazione sta andata bene, ma su paziente è morto. Custa sa risposta dell'assessore a s'agricoltura a sos pastores e chi sa che in tu 31 arzian sa bocche spintor da esaprettu. Su presidente della base Fisio Arbao e su cussizeri regionale Gaetano Ledda ammentana chi sa col diretti fa l'atta in pratta pro denunziare sul ritardo desa giunta regionale parande fronte a sas quistiones plus importantes. Prezio desu latte, chi su dinare posto desu cussizio regionale a secur desa proposta della base Galo a spendere, su macchighine burocratico in sospaccamento de sos premios comunitarios, chi va che ne danno a sas aziendas casanè che si laghettano dai pali in codo a Argea e Agea, su dinare de su programma e sviluppo rurale Galovirmu, sa siccagna, che non va in all'estrasi urgentes a differenza invece de su che han fatto in continente. Pronoisi della base, scrivene Arbao e Leder, necessario assicchire questa battaglia e pessammus chi pro sos pastores e sos agricoltores che hanno manifestato oggi sia de profetto che tutte usas categoria siano concordes e facana una manifestazione con partia in Castello contra su podere chier facende disaccatti in Sardegna. Crasa in 111 comunes, 3 capoluoghi de regione, Genova, L'Aquila e Catanzaro, 22 de provincia, pruso mancu 4 milioni e 300.000 cittadinos hanno per votare in sorballottaggio sopra elegere sindicos e cussizos comunales. Si vota a Tapezzicrar domenica da 7 de manzano a sas 11 de notte. In Sardegna deppene votare Aristanis e Ceragius. In ambos comunes si la deppen gherrare uno candidato de centrodestra e uno de centrosinistra. In Aristanisi Maria Obinu de su PD pro sa coalizione de centrosinistra e Andrea Luzzu de Forza Italia pro su centrodestra. In questo turno non hanno avatto per una alleanza, dunque sos candidatos hanno a contare pezzi su appoggio desa listas a chi Losana vottausa su primo turno. In Ceragiu sos candidatos sono Francesco Lilliu, coordinatore provinciale del UPD, e Pierluigi Conco a capo di una coalizione di centrodestra. Sos risultados hanno a servire per comprendere s'orientamento regionale quando mancata un anno e mezzo a sas elezioni regionali e sos partidos di fatti si sono usati traballande pro su voto de su 2019. In Sardia Scoladas in Castello hanno avuto su G7 de sos trasportos che ha riuniuto il ministro de sas naziones plus industrializzadas. Pro sa Sardegna, paris a Corsica e Baleares, est stata occasione pro a vedere desa questione desinsularidade, chi condiziona tas economia e sa vida de sos cittadinos. In sa questione interveniti che in un documento sa sezione Nugoresa Paschedda Zau de su movimento Liberu, chi considerat una beffe sa decisione de vachere su G7 in Sardegna, che è una terra ove trasportos, collegamentos e viabilidade sono inadeguados e anticos, ove sar zonas internas e sa provincia de Nugora a maniera particolare sono ultimos pro mancanza de infrastrutturas e pro spesa de sa manutenzione de sos caminos. Liberu ammentata chi Nugoro est unico capoluogo ove sa ferrovia est scartamento minimu, che in un binario e via, ove sos trenor de sos annos 50 sono lentos, scomodos, ove non esiste
esistini trenor merzese, non bata collegamentos a portoso e aeroportoso, ube de battoschentor milioner de euro destinados a su trasporto ferroviario, mancunu l'hanno indirizzato a Nugoro. Su territorio de Nugoro è scollegato chincaminoso, prenoso de curvasa, de vosso, stremenese, senza per una segnalettica, ube tocca de vachere bette ziroso, caso sponte sunu periculantese, si viata su eoloe, ube si depete camminare a 30 km a sora che non baddinare prosa manutenzione, e ube ser galleria sono tancada da meses e meses, che assai mughina, ube su trasporto pubblico, subiti, muzzaduras a belle che fittianas, su prezio de sorbilletese, creschete, sospostales, su nuvezzoso, e piccan fuochi in camino, si guastan tottora, non bastana, pro su tanto de sospendolares chi viazzana, pro tutto custu, liberu duncasa, pediti trasportoso modernos e chi funzionene. Un monte de solidariedade estesa manifestazione chi s'attaffachere e crasa in su monte Ortobene dedicata a sas persones chi hanno problemas de salude e a sos associos chi in pinnu mannu las azzudan in sa vida vittiana si colare bene su tempus. Alla maniare s'assozio Monte Ortobene Ultima Spiaggia, presedio da Antonio Costa. Una die dedicata a sos associos nugoresos chi vacene volontariao e assistenza a sordisabiles e chirche scientifica. Su programma de esa die previditi sa missa in su parco, nada da Monsignor Salvatore Floris, in sos cantor de su coro Barbagia, appusti su concerto de Salvatore Chironi. A borta die tutti os associos a poter faveddare des attividade chi va che ne des risultaos appios in campo, medico e scientifico. Su comitao Monte Ortobene Ultima Spiaggia convidata tutti os cittadinos a piccare parte a una manifestazione chi cheret essere un riconoscimento per su chi va che ne sos associos, ma peri procolare una dominica vrisca in su monte de Sonnugoresoso.